Allora, a proposito di reti a binario unico, ce n'è una che è quella che riguarda la Udine-Cervignano, e io ho visto che dall'ultimo protocollo d'intesa firmato il 18 novembre, portato in giunta il 18 novembre, poi firmato successivamente tra la Regione e RFI, è previsto anche il raddoppio di questa linea. Quello che non arrivo a capire è come mai per questa opera siano stati stimati 540 milioni di euro. Allora, io capisco che i protocolli d'intesa, come tutto, magari si lasciano scrivere, si scrivono, non so neanche appunto su quali basi, perché non ho mai avuto l'onore e la possibilità di partecipare a queste discussioni, però vado indietro nel tempo e io vedo che nel settembre 2012 RFI ha depositato l'analisi costi-benefici di quella che era l'opera di cui parlavamo prima, e in quel documento diceva che già dall'intesa generale quadro del 20 settembre 2002 tra Ministero e Regione era previsto il raddoppio della Udine-Cervignano. Un raddoppio soprattutto della tratta anche Cervignano-Palmanova doveva rientrare nella progettazione dell'alta velocità. In più si diceva che il raddoppio del tratto tra Cervignano e Palmanova è già in esercizio per 6 km degli 11 complessivi, e quindi basterebbero 5 km per raddoppiare Cervignano-Palmanova. Vedo che l'assessore è molto attenta, ma non è una novità. Per raddoppiare Cervignano-Udine erano stati stanziati nel 2012, assessore, 250 milioni di euro. Con questi 250 milioni di euro era previsto anche la sistemazione del nodo di Udine. Per la sistemazione del nodo di Udine sappiamo che dopo quella data sono stati stanziati 60 milioni di euro. Quindi io vado per logica e penso che per raddoppiare la Udine-Cervignano servano non più di 190 milioni. Questa cifra poi viene confermata anche dall'aggiornamento del contratto di programma tra RFI e il Ministero dei Trasporti, dove si dice che per completare il raddoppio della Palmanova-Udine, atteso che la Palmanova-Cervignano nel 2012 mancavano solo 5 km, per completare il raddoppio della Palmanova-Udine era stimato un costo di 170 milioni di euro. Ora, da queste cifre, come si arriva a 541 milioni di euro, io ho già depositato un'interrogazione, ma approfitto appunto di questa occasione per capire cosa prevediamo con questi 540 milioni di euro che avete firmato non più di 2 settimane fa. Io credo che il tema sollevato da Sergo per quanto riguarda la ferrovia meriti davvero un momento suo di riflessione, e quindi attendo l'interrogazione in modo tale da dare risposta puntuale a tutti gli elementi.